vedere su Facebook. C'è il link della realtà, sì, sì. Buonasera. Lubiana, stavo arrivando. Buonasera, grazie a tutti di essere venuti qui. Sono veramente contenta di questa occasione perché mi sento a casa. Ringrazio il sindaco Roberto Di Civona che sul serio da vicino è una persona ancora più straordinaria di quanto si possa percepire via telefono o via email, quindi è veramente una persona straordinaria, squisita. Ringrazio i miei amici che sono venuti qui per ascoltare un po' di poesia, no? Mi hanno sempre visto in veste di insegnante, perché io insegno matematica e scienze, insegno ai licei, alle scuole superiori, quest'anno ho insegnato al CIPIA, quindi ho avuto diverse esperienze però che non coincidono proprio con la poesia, quindi è particolare il fatto che pur insegnando matematica e scienze ho questa forte passione per la poesia. L'occasione è quella della presentazione di questo volume che si chiama Tutti i giorni incantissimo, edito Pivot, è uscito l'ultima settimana di giugno, quindi questa di giugno, sì, quindi questa è la primissima presentazione. Sono veramente orgogliosa e spero di rendervi orgogliosi perché mi piace tanto Citona. Poi sono venuta qui per il mio compleanno, non pensavo di avere l'occasione di presentare questo libro. Grazie veramente a tutti, spero di rendervi partecipi della stessa emozione che mi ha coinvolta quando ho scritto questo libro. Fa piacere l'amministrazione sostenere la presentazione di questo volume. Tra l'altro questa fine settimana avevo un weekend letterario perché anche domani ci sarà con il sostegno della section della presentazione che ho già della piazza. E questa presentazione, devo dire, fa molto piacere sostenerla. Io ho scorso questo volume, lo trovo molto interessante, c'è una bellissima definizione che traccia l'architettura letteraria di questo testo. L'autrice conosce il rapporto molto stretto, molto saldo, la poesia, perché conosce il premio Giacomo Poesia, a cui ho dato conto del fatto che purtroppo non sembra che si profittino le condizioni per le nuove edizioni, almeno per ora. L'ultima c'è stata nel 2022, sì, 2023, e non credo, mi sembra purtroppo che ad oggi ci siano le condizioni per una nuova edizione. Questo è un po' come amarezza, perché è qualcosa che ha molto gusto al nostro comune, sia per la
sia per appunto la qualità scientifica di cui veniva articolato, sia per le personalità illustri che sono stati poeti anche internazionali che sono stati presenti. Ho scorso, ripeto, nel volume, io non ho competenza in materia critica, ci mancherebbe lungi da dover pensare di averla, però soprattutto dalla prefazione, ma anche scorrendo il volume, ha colpito. Poi un fondo chi fa la prefazione appunto ci dà anche degli strumenti per guidarci, per orientarci all'interno della lettura, e ci dice che è vero, sono poesie, ma che vanno lette in un modo organico, quindi come un unico testo. E poi quello che mi ha colpito è il fatto che è un unico testo, quindi una sorta di poesia, ma che in qualche modo ricarica, prende uno schema anche un romanzo, e al centro c'è l'amore, e mi ha colpito il fatto che al centro c'è l'amore, non c'è un destinatario, nel senso che non c'è un destinatario, il destinatario è figurato, quindi è dedicato all'amore in quanto tale, e questo insomma in qualche modo ci tocca, perché in fondo l'amore è quello che muove la vita, la permea completamente. Se c'è qualcosa che davvero ci muove, che davvero ci induce, stimola e permea appunto la vita, è l'amore, che poi è l'antitesi dell'odio, perché l'amore è un'espressione assoluta del bene, ed è l'antitesi dell'odio, che purtroppo invece dilaga e connota e contrassegna i nostri tempi. Allora una riaffermazione dell'amore, sul quale sì, è un testo letterario, ma si parla anche molto poco della contemporaneità di amore, che invece è quello che appunto muove e caratterizza le esistenze. Diciamo anche questo che mi ha colpito, ripeto, non ho magari competenze per esprimere se non in questo modo, e poi si parla anche di diritti civili, e anche questo insieme all'amore come antitesi e come qualcosa che si deve contrapporre all'odio che mi dà, magari, però credo che questo sia il valore che possa permeare questo volume, che appunto fa piacere presentare qua. Grazie. Grazie Roberto. Sì, questa è la grandiosità della vita. È proprio così, Galine, il fatto che l'umanità riesca a rispettarsi sta nel timbro di quanto riesca ad amarsi. E in questi tempi in cui la crudeltà dilaga verso ogni forma di vita, è ancora più forte il messaggio dell'amore, se vogliamo ancora più politico, più civile, perché rivediamo che il poeta non è più un poeta che sta nella torre d'avorio, ma il poeta ha un mandato sociale, quindi il poeta non è estraneo dalla vita politica, non è estraneo dalla vita sociale, di qualsiasi civiltà, di qualsiasi identità. La poesia ha questo grande privilegio di riuscire a legare tante civiltà, tante antropologie, tante realtà con un messaggio universale. Quindi, legandomi anche ai colleghi che mi hanno preceduto qui a Cetona, di Cetona Verde, sì, è un peccato che magari non ci si è incontrati, però ricordo la loro tradizione. Molti di questi hanno lasciato un video su YouTube, quindi mi lego alla loro parola. E il poeta ha anche questo strumento della parola. Oggigiorno che ci sono i cantanti che muovono le masse, insomma, il pop, hanno questo grande seguito, soprattutto dai giovani. Quindi il poeta dove si va a inserire nella società? Il poeta è una figura trasversale, perché è una sorta di psicologo, di antropologo, di storico, tutte figure mancate, perché alla
alla fine dici ma tu chi sei un poeta. In realtà il poeta però è importante, ha un valore, non che tirare acqua al mio mulino perché la categoria poetica mi sarebbe anche stretta perché io scrivo comunque critiche, scrivo altre cose, quindi con la voce cambio registro, mi piace cambiare registro, però la figura del poeta è una figura che comunque nella società muove le intelligenze più profonde, muove gli inconsci collettivi. Oggi vogliamo dire opinioni pubbliche anche in larga scala, però il poeta riesce a incoraggiare gli inconsci collettivi, ad avere una voce, non propriamente il poeta d'arte, ma il poeta come figura in generale. Questo è proprio la definizione di poeta dal punto di vista storico. In ogni epoca storica il poeta è stato in grado di tradurre quella che è la dimensione che si sta vivendo, un po' in grado di tastare il polso della storia, lucidamente quello che sta accadendo, perché il poeta ha lo strumento della metafora, lo strumento del chiasmo, ha lo strumento del simbolo, quindi mediante il simbolo è capace di raccontare quello che magari non si vede. Chiaramente la mutazione che sta avvenendo, che non è una mutazione antropologica di cui parlava Pasolini, diciamo che è una mutazione nuova, che è la mutazione del digitale, che è la mutazione dei mass media. Il poeta dove si va a mettere? È chiaro che la voce del poeta cambia, quindi anche in questo libro non ho utilizzato più quei lemmi storici, arcaici, che magari utilizzavano i poeti diversi secoli fa. Chiaramente si parla di poesia contemporanea. Dal momento che la poesia contemporanea, con il Cedena Verde, non perché il Cedena Verde seleziona buona poesia, però c'è anche una cattiva poesia, ovviamente, che io definisco una cattiva poesia, che è un po' più votata al nichilismo, al decostruttivismo, però tendendo proprio a stratificare quello che è la realtà invece di costruirla. A me invece piace costruire la realtà, a me piace edificare. L'amore è la chiave che utilizzo per questo volume, ma in generale anche nei volumi precedenti che io l'ho portato, però non penso che abbia avuto il tempo di leggere qualcosa dai volumi precedenti. E lo strumento amoroso è anche uno strumento politico, civile, questo lo vediamo in Teodora. Non ci siamo messi d'accordo con i coperti per domande, quindi è tutto improvvisato. Lo vediamo in Teodora perché in questo volume che si legge come direbbe Montale come un poema unico, quindi c'è una prima parte intensamente lirica di poesie editate di un io femminile a un io maschile, una seconda parte risponde al io maschile. Questa è una cosa che ho investigato, esplorato personalmente già nel volume precedente che era improntato su una rilettura del Cantico dei Cantici. In questo volume si riprende in questa prima parte questo dialogo amoroso della ricerca dell'anima, dell'amato, poi si snoda intorno alle figure di tre regine, la regina di Saba, la regina Teodora, che è una regina bizantina, e Persefone. Perché queste tre regine? Perché queste tre regine sono simbolo di tre mutazioni diverse, di tre oggettivazioni diverse, e io penso che sono molto contemporanee. La letteratura cita queste tre regine, e quindi mi sono rifatta a questo filone letterario tentando di dare la mia voce, di dire la mia. Teodora in particolare è quella più che ha a che fare con la forma di amore che diventa anche legge, la forma d'amore che diventa anche politica, atto. E infatti è tra le prime regine che si è seduta al pari del suo compagno Giustiniano e che ha lottato per la parità dei diritti delle donne, per il riconoscimento della figura femminile anche dal punto di vista giuridico, sociale, economico. Teodora sì, è stato scritto di lei il peggio possibile da Procopio, in realtà poi la storia rivendicata nei paesi addirittura santa. Teodora, per intenderci, è quella, se qualcuno di voi è stato a Ravenna, dipinta e ripresa nell'arte ravennate,
quindi con il suo corteo di dame molto famosa, questa iconografia bizantina. Tra l'altro una grande poeta italiana, Cristina Campo, era anch'essa molto affezionata al tema bizantino, delle regine bizantine, dell'impero bizantino. Non lo so se volete leggere un po' di questo testo. Difatti, in riservo a questo testo ho citato una poesia di Cristina Campo da Diario bizantino in una di assenza. Ho cercato di dare voce a questa regina, quindi è come se parlasse lei. Non mi fu estranea la gelosia, ero favorevole ai non nuovi siti. Svilupparono una chiesa che dall'Egitto si estendeva in Asia Minore, Mesopotamia e Arabia. E alla morte di Severo, Teodosio divenne il capo. Per gli ortodossi sono santa, insieme a mio marito Giustiniano. Nella Basilica di San Vitale a Ravenna c'è un mosaico con il corteo dell'imperatore e un altro con la corte. Tra le mani ho un calice d'oro raffinato con delle pietre preziose. Alla mia destra 2 militari, alla sinistra 7 tra le mie dame. Ho un manto porpora con il ricamo dei magi. La fontana testimonia che la porta dei cristiani è il battesimo. C'è chi dice che sia nata a Cipro, chi in Anatolia. Quelli che sanno che nacqui a Costantinopoli dicono che avevo 2 sorelle. Mio padre lavorava all'ippodromo, mia madre era una danzatrice. Procopio scrive di me in Storia Segreta il peggio che si può dire di una regina. Dice che era una prostituta, che per seguire mia madre andava con diversi uomini. Costretta a pagare, prostituendomi, incontrai i patriarchi monosofisti e a Costantinopoli una ballerina di nome Macedonia. Grazie a lei conobbi Giustiniano, di molto più grande di me, che si innamorò di me con grande ardore e abbandono. Fui vicina alle donne che non erano nate fortunate e l'imperatore mi seguiva e mi appoggiava nelle sue decisioni. Salvai il suo trono durante l'insurrezione chimica, tra i verdi e gli azzurri. Costruito molte chiese, tra cui Santa Sofia. Quando Giustiniano per la prima volta mi vide, ero giovane, avevo 20 anni. Ero umile e silenziosa, ma con gli occhi tenebrosi. Lui era un uomo maturo, nipote dell'imperatore, e un uomo mite, dal viso dolce. Correva il 552 e dopo 3 anni ci sposammo e diventai imperatrice. Augusta, io che ero stata sfortunata ed ero figlia di un umile ammaestratore e un'attrice. Giustiniano riconobbe in me quell'intelligenza che gli piaceva. Furono i 3 anni più belli della mia vita e anche il matrimonio. I 30 anni vissuti con lui furono sereni. Per sposarmi suggerì all'imperatore di cambiare le leggi dell'amore. Prima di noi qualsiasi donna povera o dal passato umile non poteva sposare un ricco. Con il suo amore fece cambiare le leggi. L'amore di Giustiniano per me cambiò le leggi e mi salvò la vita. Così anche io amplificai il suo amore. Cercai di dare dignità alle donne dal passato sfortunato. Il corpus iuris civilis ha influenzato il diritto nei secoli. Giustiniano desiderava riconquistare l'Occidente. Con delle spedizioni manda Belisario a riprendere Nord Africa, parte della Spagna e l'Italia, in mano agli Ostrogoti. Quando venne riconquistata l'Italia, Ravenna era il centro dell'esarcato. Anche Giustiniano, nei mosaici di San Vitale, conduce offerte all'altare in posa ieratica. Fece in modo che si proibirono le case di tolleranza e i bordelli, disseminati ovunque, anche a Costantinopoli. La legge proibiva il divorzio, diede modo alle prostitute di riscattarsi, di potersi sposare, anche se la dote non era importante, ciò che si possedeva, ma quello che si sentiva, che si provava. Io credevo che Gesù avesse solo una natura, quella divina,
prese le forme di corpo umano solo per il tempo trascorso in terra, nel regnare mentre con l'energia che mia madre usava per ballare e la forza e il coraggio che mio padre aveva con le belle. Non avevo paura di regnare. Costantinopoli contava, prima della peste, quasi 1 milione di persone. Durante la peste mi sono vista perduta. Credevo che l'imperatore sarebbe potuto morire. Superammo fortunatamente anche quella tempesta insieme. Prendevamo decisioni in latino prima di fare l'amore. Giustiniano era impegnato coi codici mentre vivevo con la mia corte di nanni, spesso sul filo del rasoio, preoccupandomi degli intrighi, dei traditori, di quelli che ci circondavano e dei loro interessi. Quando incontrai per la prima volta Giustiniano, lo sedussi con le parole e con la mia intelligenza. Lui fu colpito dal modo in cui mi muovevo, come agitavo le mani e giocavo le labbra parlandogli. Ci guardavamo come un colpo di fulmine a lungo negli occhi. Avevo gli occhi neri, profondissimi, lo sguardo di chi soffre ma non ha paura. Lui mi intravide una luce divina, ero la luce del Bosforo, vedeva in me i preziosi tesori della Basilissa, sentiva che in me c'era un eco del suo destino. Da dentro i miei occhi c'era il tumulto di quello che accadeva nel popolo e le urla di mio padre che ammazziva le bestie. Nei miei occhi c'erano tutte le sofferenze del teatro e del circo, gli sbagli, la vergogna di quelli che a vedermi giravano il volto o cambiavano strada. Lui no, con il suo sorriso da imperatore non ebbe paura di me, non esitò a salvarmi la vita. È stato Cristo a lasciare che la mia conversione mi salvasse la vita e lo fece nei momenti più belli. Quando incontrai Giustiniano, lui era stato amato dallo zio, che prese in sposa una schiava, Eufemia, che fece imperatrice. C'era nel loro bene un amore per le donne esperte ma sfortunate, macchiate dalle ombre di Costantinopoli e per questo possedute di potere. Quel giorno che fui proclamata imperatrice, sapevo che non era una finzione. Ero sopravvissuta a tutto ciò che di peggio si poteva immaginare, eppure ora l'amore non mi spaventava. Di Giustiniano amavo gli occhi, il corpo, la cultura sconfinata e il fascino. Lo avrei seguito per tutta la vita. Al di là di ciò che testimonia Procopio, il mio fu amore per lui. Nella Basilica di Santa Sofia lo vidi avvicinarsi a me con la corona e anche io fui impreziosita e vestita da imperatrice. Teodora, figlia di Acacio, imperatrice, Giustiniano mi sussurrava di non avere paura, che saremmo stati amati per tutta la vita insieme. E ci credevo nel suo amore più di me stessi. Avrei giurato una cosa per lui. Commisi anche atti crudeli da imperatrice, molto crudeli, e fui punita, infatti non ebbi figli da Giustiniano. Vivemmo 20 anni insieme, prima del mio cancro. Lui visse ancora a lungo dopo la mia morte e mi rimase fedele. Molti mi dicono santa, altri femminista, altri imperatrice. Crudele, infamane e dissoluta. Quello che so è che un mistero ha avvolto la mia vita. Nel corpus giustinianeo c'è scritto che un uomo non può chiedere il divorzio se non approva le ali di adulterio. Gli uomini non possono usare violenza alle mogli e i colpevoli non hanno diritto alla dote. Un uomo non può lasciare una donna senza un soldo, per capriccio o pietà. Questa è una visione romanzata di quello che direbbe Teodora oggi. Lo so, un po' lunga, probabilmente un po' chiede un po' di attenzione, però secondo me è bello rivalutare la figura di questa imperatrice oggi. Molti ancora la citano, sì, anche nel cinema, quindi mi è piaciuto veramente ridare dignità a questa regina.
addirittura, come si diceva, quello che un po' tra vela, che ha così dedicato la sua vita al lavoro, che è quello che dicevamo all'inizio, il mio saluto iniziale che conosce molto, quindi è imperatrice, ma appunto si emerge come la sua vita da dedicare a qualcosa di molto toccante, molto bello. E volevo fare una domanda più generale. Oggi, proprio con l'avvento del digitale, è vero che può dare occasione, può dare un'opportunità anche per pubblicare la poesia nei social network, comunque dare la possibilità appunto di diffondere la propria opera letteraria nei social network. Qual è, proprio mi incuriosisce capire, sapere qual è il rapporto dell'utente, del lettore della poesia con una contemporaneità sempre meno legata al cartaceo, comunque sempre qualcosa molto bello, che la possibilità di un testo da tenere in mano e sfogliare rispetto appunto a un mezzo come quello del digitale che si dà occasione, ma può avere anche molto più difficile da fruire. Grazie, spero di rispondere bene a questa domanda, perché rispondere alle domande pubblicamente dipende sempre dall'interlocutore che ti poni. Se ci fate caso, a seconda dell'interlocutore tu magari cambi modo di rispondere, però in linea generale quando parlo di poesia parlo comunque riferendomi all'idea generale di critica accademica, che è quella che si insegna a scuola, no? La poesia che si insegna a scuola. C'è una poesia che si insegna, quindi poeti, Girona Verde, categorie poetiche, famiglie poetiche, i poeti che leggono ai poeti. E poi c'è una poesia che ha a che fare con l'alterità, con il mondo. Il digitale dove si va a concentrare tra queste due tipologie, cioè la poesia per la poesia, come se fosse l'arte per l'arte e la poesia per il mondo. Io preferirei essere sentita, percepita, perché c'era una citazione non a caso che esiste essere percepiti. Io preferirei sentirmi percepita anche da persone che non sono propriamente lettori poetici, che molti definiscono il lettore medio, chi scrolla su Instagram, chi scrolla su TikTok, rispetto all'intenditore di poesia, che vive lo stato della grazia della poesia. Però leggere questo testo così impegnativo mi rende conto che è molto più facile per chi ama la poesia, per chi vive lo stato di grazia della poesia. Ci sono diverse ragazze che stanno leggendo all'università le poesie, ci sono ragazze che contattano con me all'università di Padova a leggere le poesie. Mi rendo conto che è molto più facile per uno studioso capire la poesia, è molto meno facile per chi non ne fruisce nella vita quotidiana. Spesso mi trovo a parlare con i miei amici poeti della poesia, del fatto che prima, tanti anni fa, esistevano i programmi di poesia dove si facevano i dibattiti tra i poeti, come i dibattiti maieucci, no? C'era il domanda e risposta, quindi si invitavano i grandi poeti alla televisione. Oggi, per esempio, il poeta non si vede più in questa funzione sociale. Il poeta di riferimento di quest'anno. Si possono comprare i quotidiani, leggere recensioni sui libri di poesia, si possono è sempre un'attenzione molto di nicchia, perché la poesia resta di nicchia, a meno che la poesia non va a toccare le corde di chi ha la possibilità di un pubblico maggiore. Per esempio c'è Giovanotti che ho incontrato l'altra volta, però non l'ho fermato, sono stata a Cortona e c'era lui che stava alla campagna, però io stavo tra le chiese e mi sono fermata a dire no, però Giovanotti mi sa che cura anche delle raccolte di poesia, si occupa della poesia e per esempio il personaggio che lui potrebbe dare la poesia alle masse. O
so, per noi esistono poi persone che lavorano con la poesia a teatro, Mariangela Partieri ad esempio, lavora con la poesia e quindi con una buona percentuale di persone che vanno ai suoi spettacoli, però ecco, c'è un luogo, c'è un'organizzazione, c'è una cultura della poesia, il pubblico si educa alla poesia, però è chiaro che più in larga scala, nelle prospettive future, magari sarebbe bello gestire un programma di poesia in televisione, come si faceva una volta, invitare diverse fazioni, per esempio i poeti del Cellone, mi ricordo che erano poeti più della linea lombarda, che però invitavano anche altri poeti. Un poeta tipicamente della linea lombarda e un poeta del sud, un poeta più nichilista e un poeta invece più edificante, e metterli a confronto e vedere quanto effettivamente la ricerca sul verso possa dare tanto, perché dare visioni, il poeta dà visioni, regala visioni, dare visioni cambia le coscienze. Dare visione cambia le coscienze, ecco perché i poeti della guerra, loro hanno studiato i poeti della guerra, davano con le visioni, davano non solo speranza, ma davano anche il richiamo all'esperienza esistenziale, il richiamo alla filosofia, perché poi la poesia si lega alla filosofia, questo è leopardiana memoria, la poesia italiana soprattutto è strettamente legata alla filosofia. Quindi il ruolo del poeta rispetto ai mass media, se fosse per me, se in qualche occasione se mi facessero gestire un programma per la poesia, io sarei felicissima di farlo, però chiaramente oggigiorno anche per i poeti vedono il numero dei follower, non la qualità. Quanti follower hai? È riduttivo, ovviamente è riduttivo, oggigiorno quanti follower hai? La quantità rispetto alla qualità, veramente estremamente riduttiva questa abilità. Però chiaramente penso che ognuno di noi faccia bene ciò per cui sente di esistere. C'è chi è felice a guidare gli aerei e lo fa perché non solo un lavoro ma è anche una forte passione. C'è chi fa judo, è una forte passione, io insegno, mi piace insegnare, però io fin da piccola ho studiato poesie, il mio respiro. Non ce la faccio a fare diversamente, non ce la faccio. Come nasce la poesia? Questo è il nuovo libro di poesia che scrivo. E ho cominciato che ero una ragazza, non avevo scelto di essere poeta, ho cominciato che andavo alle scuole superiori e leggevo Montale, poi leggevo Bertosana, poi leggevo Antonella Netta, poi leggevo Maria Luisa Spaziani e leggevo tutti questi poeti che mi parlavano. Ma dicevo, come è possibile che mi parlano? E al liceo, quando ho fatto il liceo, che era un liceo comunista, il liceo genovesi, quindi sì, era aperto di mentalità, poi il liceo tanto tempo fa erano un po' diversi dal liceo, c'era ancora il concetto di liceo politico, invece adesso si è perso ovviamente questo concetto. E quindi sì, io ho conosciuto la poesia tramite la scuola, semplicemente, e quindi come l'ho conosciuta io tramite la poesia, tanti ragazzi, tanti giovani potrebbero conoscere la poesia tramite la scuola. La scuola insegna letteratura, ma poco, anche che dicono questa nuova educazione, io dico motivo affettivo sessuale perché così mi è stata insegnata come insegnato, però la poesia può educare anche a questo nuovo tipo di sentimento, il sentimento di elasticità, il sentimento è quello che muove l'anima. Oggi mi sembra che esistono ragazzi senza sentimento, soprattutto nelle barbarie che fanno non solo tra di loro, ma anche verso gli animali. Ultimamente, siccome è morto il mio cane dopo 16 anni, la mia cagnolina, mi sono molto avvicinata alla dimensione di queste persone che si occupano gratuitamente per i cani, per gli animali, per i gatti, presso i canili, presso le associazioni. Sono stata al canile di Torrita e ho un po' avvertito queste dimensioni che
per me erano lontanissime, e vedere il silenzioso bene che fanno queste persone, veramente a volte non solo a osservare, sentire il bene che fanno queste persone verso questi esseri innocenti, perché sono esseri innocenti, con l'occasione posso lanciare un messaggio politico: non abbandonate i cani, con questo PDL fatto per la caccia, insomma, ci sono delle cose positive, ma la maggior parte negative, assolutamente no, hanno detto che se passa il PDL poi facciamo il referendum, vabbè, comunque assolutamente un appello ai politici italiani: rendetevi conto di quello che siete andati a dire nel momento in cui vi hanno interrogato e avete votato favorevoli a questo PDL. Rendetevi conto, rivedetevi nel video, rendetevi conto di ciò che avete detto, abbiate la pietà di farlo, perché no? Le motivazioni che hanno dato in questo PDL fanno venire, ed aprirlo, veramente fanno venire i brividi, e vedere il bene di queste persone che si occupano dei deboli, in questo caso degli innocenti, è anche una forma di sentimento forte. Oggi, non proprio oggi, in questi giorni, no, però anche oggi ho visto vari post su quello che è successo a Caracas. Per esempio, a me come poeta quello che accade nell'umanità e nel mondo tocca, anche se non accade proprio fuori casa mia. E quello che è successo a Caracas nel Venezuela mi ha toccato tantissimo, perché io ho scritto una poesia su questo. Ancora quello che succede in Sudan, gravissime crisi umanitarie, ancora quello che accade in Cisgiordania, quello che accade nella striscia di Gaza. Io qua ho citato in una poesia la striscia di Gaza, i bambini a Gaza, perché è come primo quando si guardano queste immagini di questi bambini, con l'occasione, scusami per un messaggio neuretico, quando si guardano le immagini di questi bambini è pietrificante, come primo lei si impazzisce, non puoi guardare queste immagini. Io all'inizio le guardavo, ma dopo un po' sono detta a non guardarle più perché ci si impazzisce. E si nota a che livello può arrivare la crudeltà dell'uomo, la crudeltà umana. Quindi si va dal caso che un essere spregevole abbandona un animale innocente, lo abbandona, e esseri spregevoli abbandonano umani, abbandonano bambini, esseri umani, stiamo parlando di specie animali. Allora, qua investito un po', ci sono dei sogni dell'Europa. Io definisco il sogno dell'Europa che ritorna in me come una felice, perché chiaramente noi sentiamo molto il nostro continente come tanti altri continenti. Adesso siamo in Europa, sentiamo più ferocemente quello che accade in Europa, e ho scritto così: passi vicino a una scuola a Belgrado. Le voci dei bambini ricordano i bambini straziati a Gaza. Quante marce si fanno in comunione all'amore e alla tenerezza, ma ancora il male per quotelare la mente dei potenti, che si fanno assassini, incapaci di relazionarsi a Dio. Non sono capace a vedere una sola immagine di Gaza. I corpi straziati e carbonizzati di quei bambini fanno perdere il segno. I padri portano in braccio i figli carbonizzati e nonostante tutto lodano Allah per la fine della Madonna. Io ho visto questa scena che mi ha toccato. Sul serio ci sono le mie studentesse che sono anche mie grandi amiche che sanno che sono vera. E io ho visto questa scena perché, come sapete, io insegnando questa filosofia sono stata molto più vicina a varie culture, anche varie religioni. E diversi ragazzi sono musulmani, quindi i musulmani hanno diverse feste, non è come noi che abbiamo il Natale, la Quaresima. Loro hanno questa festa dove digiunano e poi ringraziano Allah per il digiuno fatto. E io c'è stato un giorno che ho visto a migliaia di video di mamme e babbi che portavano i loro bambini carbonizzati con un
solo atto o senza parte del viso, senza le orecchie, senza i piedi carbonizzati, e ne andavano a mettere queste fosse comuni e dicevano lodavano. Quella cosa ancora adesso mi impressiona l'anima, e com'è possibile che la crudeltà umana vive a questo? Com'è possibile che ci può essere una politica che permette atti di una crudeltà così abnorme, così disumana? Cioè sono crimini all'umanità come è stato il crimine del nazismo, sono crimini veramente feroci all'umanità. Ne posso dire a miliardi, ma lista infinita dei crimini all'umanità, però per dire che il sentimento è la conquista della poesia, la poesia conquista il sentimento. Se ci fosse un'educazione al sentimento, anche nel nostro piccolo, nelle scuole, io pochi anni fa ho fatto una lotta per le biblioteche, perché ho scritto un romanzo su una bibliotecaria. E l'educazione al sentimento è vicina all'educazione poetica. Ancora adesso, scrollando su questi social, vedo bambini ammazzare così esseri indifesi di ogni tipo e razza, soprattutto i gattini. Prendono i gattini, li usano come palle, la giocano, ci giocano come se fosse la palla a volo. Io che sono l'insegnante, a vedere un ragazzino del genere, seppure fosse mio figlio, non so che reazione avrei. Cioè io se lo incontro per strada e incontro un gruppo di bambini che giocano a una pallina col gattino, cioè, non è nemmeno una questione di essere civili o incivili, è proprio il fatto che questi bambini nascono crudeli. Cioè i discorsi che fanno alcune persone a Israele sono davvero cose inimmaginabili, una crudeltà inimmaginabile, eppure esiste. Quando si vive il lutto, quando si vive la lontananza, quando si vive la delusione, l'amarezza, noi entriamo in contatto con la crudeltà, e la crudeltà esiste, così come esiste la bontà. Però atti come questo, atti del genere, come quello che noi stiamo facendo, sono tentativi di sollevare l'umanità dalla condizione della crudeltà. Nel senso che quella che giustamente, perché grazie che hai citato, non è una crudeltà peraltro che si svolge e si spiega nel privato, è una crudeltà pubblica, cioè è una crudeltà che è fatta da chi deve avere una responsabilità contraria, da chi governa, nel caso di Israele, nel caso di Netanyahu, del suo governo, che hanno condotto quello che giustamente è stato definito qualificato come un genocidio, che ha condotto una città, una macerie, visibile da tutte le immagini che sono state proposte. Quindi va distinto, cioè va tenuta distinta una crudeltà che è quello di insomma, sentimento, insomma, è un sentimento, è una convenzione dell'individuo dell'essere crudele, è una forma di esternazione, di sfogo dell'odio, comunque è parte del modo. Quella è una crudeltà, è diverso, è una crudeltà di persone che sono state anche per anni, nonostante questo, producono crimini contro l'umanità, uccidono un vestito, bambini, generano sofferenze atroci. E peraltro la crudeltà non c'è altra crudeltà, nel senso che viene commessa questa crudeltà di Stato che ne produrrà altra chissà per quanto tempo ancora, senza che mai queste due parti si pacificheranno, come è il caso della stessa Ucraina-Russia, dell'Ucraina, come è il caso degli Stati Uniti, quindi questa crudeltà, quindi accetto questa crudeltà di Stato, le persone sono state addirittura elette per fare e organizzare questa crudeltà che non sia altro di più
aberrante in questo momento, in questa contemporaneità, invece insomma, la storia ci ha dato segni e segnali talmente diversi, di quali insomma diventava una strada da dover imboccare. Spero dire che purtroppo esiste questa realtà che non diventa appunto strada da chi governa e c'è niente di peggio. Sì, è una crudeltà che dalla natura istintuale del fare agire l'istinto di morte, no? L'istinto di morte portato all'esasperazione poi diventa effettivamente barbarie. Noi siamo contro la barbarie. La poesia è un atto civile, la poesia è un atto umanitario. Quindi se la poesia si intromette nella società come strumento di violenza, ha smesso di esistere, non è più poesia, dice la parola stessa, poesia è creare nel bene, quindi la metafora del bene non deve essere una sorpresa, una meraviglia, la poesia del bene, perché esiste il concepibile, una poesia del male, assolutamente. La poesia è comunque scrivibile in quello che concorre allo sviluppo, all'evoluzione dell'uomo, al bene più alto, insieme alle altre categorie umane che spingono alla riflessione. La poesia, quando si muove un poeta, si muovono a ruota poi tutti gli altri, ancora un po' così nella società, si muove il poeta, poi si muovono gli autori, poi si muovono, cioè è un po' un perno perché il poeta è sempre stato così, diceva Baudelaire, no? Allora, in questione dei diritti civili io ho citato San Robertini, perché secondo me San Robertini per l'Italia è una delle figure di maggiore riferimento che io ancora sento presente quando si parla di politica italiana. E in questo cito perché mi sono trovata poi a intervistare Luca Ciarocca, che aveva anche lui citato questo pezzo che mi piace tantissimo, e vi leggo. L'Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace. Si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte. Si colmino i granai, sorgente di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa è la strada della pace che noi dobbiamo seguire. È chiaro che la pace è il punto di partenza, non il punto di arrivo. Il bene è la definizione per l'autonomasio, non è il punto di arrivo, si parte dal bene. Il bene è insito nella definizione stessa dell'essere umano. Com'è possibile che ci stiamo rendendo così crudeli con noi stessi? Certo, la crudeltà è sempre esistita, ma c'è una crudeltà che poi ti annienta. Cioè, voi vi avete annientati, questi bambini, questa civiltà l'avete annientata a casa, l'avete annientata, come è possibile? Tentativo di annientare una civiltà dove è scrivibile, qualcosa di profondamente assurdo, sia sul piano intellettuale che sul piano umano. Non è possibile che una persona si alzi la mattina e si renda così crudele con uno strumento che lui potrebbe fare, in generale si potrebbe fare tanta pace, tanto bene, come fai a dormire la notte? No, io voglio dire, come fai a dormire la notte? Se poi quest'ultima parte non solo perché stiamo veramente, penso che siamo divulgati tanto. Allora, questa è una piccola panoramica sui diritti civili che ci hanno toccato anche a noi storicamente, perché io volevo dedicare anche questo intervento a dei poeti nostri grandi amici che sono morti in periodi molto vicini ultimamente, e parlo di Matteo Fantuzzi e di Plinio. Io volevo dedicare a loro anche queste mie parole, soprattutto a Matteo, perché con Matteo aveva scritto un libro sulla strage di Bologna, un libro al che Fantini è impegnato anche dallo Stato, impegnato dal Presidente della Repubblica, la strage di Bologna. Ecco, per me questa più grande poeta, e quando è venuta a mancare ci sono rimasta veramente tanto male, perché l'Italia ha bisogno dei grandi poeti. Non è vero che i poeti non esistono più.
l'aura del poeta si sente, abbiamo bisogno dei poeti. Qualcuno lo diceva nel secondo dopoguerra, ancora è come se noi vivessimo una guerra. Siamo ancora in una guerra crudele, la guerra della crudeltà. E l'era della guerra della crudeltà, ci siamo ancora, abbiamo bisogno dei poeti. E io ricordo questo grande poeta che ha scritto questo libro sulla strage di Bologna, e anche io nel mio piccolo ho tentato di elencare tutte le cose che a lui sono più vicine nei diritti. Una parola intorno alle terre che bruciano ogni istante. Un corso per insegnare ad amare il posto che ci ospita. Un racconto sulla terra, sugli animali e sul creato, per non sentire più il tanfo del fumo, per non vedere più il fuoco ovunque. Un'informazione culturale vera sulle vittime del mare, sui morti affogati che scappano dalla guerra, Scusateci, ma non so se sta continuando ad andare la diretta, per un tanto per piacere. Questo è, colgo l'occasione della chiamata. Il Papa, giustamente, a cui io sono tanto grata, si è occupato di queste morti, è andato a Lampedusa. Non lo so, sta continuando. Noi, con la scuola che abbiamo fatto, siamo vicini a questi realtà, molto vicini. Si parla di persone, di ragazzi minorenni che per tutta la vita conservano soldi per andare in queste banche. Però prima di andare in queste banche passano per paesi come per la Libia, dove vengono addirittura torturati e pagano per banche, tutta una famiglia alle loro spalle paga per questi barconi, pagano per banche dove probabilmente troveranno la morte. Una crudeltà infinita e senza senso che avviene nei nostri mari. Ci sono persone che a Lampedusa si alzano la mattina e vedono la gente morta sulla spiaggia, morti affogati in mare. C'è una guerra silenziosa che è la guerra contemporanea della crudeltà. La crudeltà viene sotto i nostri occhi e chi può non omettere il bene fa omissione di bene. Quella è un'altra grande crudeltà, l'omissione di bene. Chi ha gli strumenti e non fa nulla. Un'informazione culturale vera sulle vittime del mare, sui morti affogati che scappano dalla guerra, dal disagio, dalla fame. Una storia vera sulla parità dei diritti tra uomo e donna, gli interrogativi sulla democrazia. Il consiglio per un libro giusto, che sappia dare valore alle università, alle istituzioni, che faccia luce sui drammi della raccomandazione. Qualcosa che parli della pornografia, della violenza sui minori, del traffico degli organi, un trattato sulla difesa delle minoranze, una poesia sul mare, sui cadaveri della guerra e dei violori umani, anni da dedicare agli storici, a chi si interroga sulle mafie, sulle carceri, sulla pena di morte. Lo spazio per i moderni eroi, per chi non ha paura di scoprire l'assassino, per chi tiene inchieste profonde, per chi lotta per la giustizia contro i soprusi, contro le indifferenze. Il confine tra cadaveri e vivi, tra femministe e oppresse, tra quelle a cui viene rifiutata la passione e quelle che cercano il divorzio. Tutte le rivoluzioni drammatiche hanno intrecci assurdi. Alla televisione non trovo più nessuna conversazione intelligente, uno scenario amministrato dai potenti, mentre i titoli dipendono da un meccanismo orwelliano. Autorità che non pensano, non sono capaci di sentire il paese, non sanno strutturare un sano rapporto con i mass media. La pubblicità degli estremismi politici e talvolta chi decide finisce per ripercorrere gli sbagli, finisce per accompagnare l'azione ad un rapporto di forza, a frasi testamentali che spaventano, umiliano, rischiano di annichilirci. Diventiamo numeri di un'economia che non ha occhi per vedere. Pensano tutti che una guida forte possa cambiare il mondo, ma i destini si collocano nelle decisioni delle menti di molti. C'è bisogno di un linguaggio che rinforzi la dignità, preparazioni specialistiche, competenze profonde,
diritti e tutele. Il mondo è pieno di diverse culture, il flusso di coscienza di un occidentale non è lo stesso di un orientale, bisogna società diverse ma diritti universali. La parola mondo implica nascere nel corso del tempo liberi di dissentire e di non restare indifferenti. Mai più devono esserci vittime di Stato, mai più vittime delle forze dell'ordine, dei soldati. La parola mondo ha bisogno dell'educazione, non della violenza e della barbarie. Il bersaglio è l'equilibrio fra gli stati. Costruire con un'energia calda, ricordare anche tutto ciò che è stato costruito, come in parte del mondo sviluppate. La donna può dire no, perché dire sì senza consenso è stupro. Ogni tipo di condivisione intima deve essere consensuale. Ci sono parti del mondo in cui ancora la donna non gode di alcuna assistenza legale, lotta per la parità politica, per la parità sociale ed economica, mentre in altre parti del mondo la donna non gode di alcuna libertà di espressione. Le donne sopportano abusi, discriminazioni, offese. In India le donne fuori dalle caste sono a rischio di abusi e violenze. In tutto il mondo omicidi impuniti, insabbiamenti, aggressioni di gruppo, crimini sessuali, violenze domestiche. Ci fanno tutti più vicini alla barbarie, noi che non siamo i privilegiati, siamo quelli che conoscono e non possono far nulla per opporsi veramente. Tu che fai del male a una donna, tu come donna come chi ti ha partorito, sorella come chi ti ha sorretto, amante, amica come chi ti ha aiutato, tu assassino della società, assassino di tua madre, di tua sorella, della tua amica, misogino con una mente terroristica, tu che odi le donne, che pensi che la violenza sia giusta, che cospiri l'odio, tu che guardandoti allo specchio ti senti forte, ti senti ribelle, mentre sei solo gravemente malato. Una donna che cerca la libertà non è una donna ribelle. Una donna non è costretta a scegliere se essere una martire o un amante. Se si mostra disinibita non vuol dire che è forte. Se è troppo anticonformista ed emancipata non vuol dire che deve essere letta a modello, né che essere anticonformista vuol dire sentirsi libere. Una donna può sentirsi libera di esprimere le sue idee al mondo anche restando timida e a volte introversa. Una donna ha il potere delle sue idee ed opinioni, la forza della mente è il potere più grande. Anche questo è molto tutto. Bella, grazie. Una panoramica sui nostri diritti, sui diritti delle donne, sui diritti nostri come esseri umani, e c'è anche ancora tanto altro da dire che mi preme dire, ma no, grazie a voi, grazie a te, grazie per aver dato l'occasione di parlare in pubblico. L'ultima domanda la dovrei fare, cioè una volta che la nostra maestra ha insegnato qua, sì, però io volevo fare una domanda perché ho incrociato lo sguardo della nostra maestra, volevo fare una domanda perché per me è stato qualcosa che in qualche modo mi ha nel tempo, nella vita tutta mi ha comunque segnato. Quanto ancora oggi, ora poi detto che insegni materie diverse, però quanto ancora oggi, immagino che appunto come addetta ai lavori, comunque sei una poetessa e conosci quello che accade nelle scuole, quanto ancora oggi si chiede delle scuole di apprendere a memoria alcune poesie, alcuni passi, alcuni versi, quanto mi riguarda è qualcosa che mi ha molto segnato, perché poi nel tempo questi versi in alcuni frangenti della mia vita sono riecheggiati e sono affiorati in modo così inatteso, e è qualcosa che fa parte del mio bagaglio personale, nel senso che questi frammenti, non più testi interi, ma questi frammenti sono rimasti scolpiti nella memoria e ogni tanto affiorano. Credo che qualcosa intanto che può permettere allo studente, all'alunno di maturare un rapporto con la poesia, non solo con la poesia, con la letteratura in generale, perché quello spaccato, quei versi che si immagazzinano poi in fondo,
hanno dei significati che poi trovano riscontro nella vita. Quindi così volevo capire questo, perché ho più poesie da partire da Dante, da una collega, piuttosto che da Leopardi, e ancora oggi potrei declamare, ancora oggi a distanza di decenni, per il mio presenza. Magari, Roberto, se continuassi a insegnare un po' di poesia a memoria, c'è tutta una deontologia su questo che sì accademici di base. Non Sempre. La poesia è una materia utile, la poesia è una materia utile, una disciplina che fa ad essere più buoni, più umani, il sentimento, l'educazione al sentimento, all'interiorità, al cuore, ti fa conoscere, perché è un incrocio tra filosofia, tra antropologia, anche riflessioni sulla cultura, mentre oggi ai ragazzi dai il rapper e loro seguono il rapper. E io mi accorgo spesso che i ragazzi, ci sono anche ragazzi molto giovani, soprattutto quando faccio le superiori, agli istituti tecnici, molti mi dicono professorissimi, io voglio seguire la strada facile, voglio fare i soldi facili. E come li fai i soldi facili? Ah, come ha fatto questo rapper? Mi fanno vedere rapper che si sono comprati una terza media, insomma, comprati una terza media da tutti, e che per me sono sempre deterrenti, chiaramente deterrenti. Però per loro che sono ragazzi, sono ingenui, non capiscono il mondo altro, loro vedono il mondo degli adulti come qualcosa di incomprensibile, misterioso e aulico. Allora cercano un mondo con gli adulti, il mondo più veloce sui rapper, i soldi, il denaro, l'autonomia, il pensiero. E invece secondo me tra i ragazzi e la fascia d'età secondo me più a rischio è proprio quella della prima maturità, quindi il ragazzo 16-17 anni e poi deve scegliere cosa fare dopo. Il ragazzo giovane, la ragazza giovane che vedono questi modelli, ma tanto tempo fa c'era la regina, la cultura antropologica vedeva il fatto di sentire le regine, si somigliava alla regina, si somigliava al re, così come dovrebbe essere ancora ancora negli stati in cui ci sono governi in cui c'è la regina, si guarda la regina come modello influencer, quindi ha un esempio di bellezza, di altezza. Invece oggi non esistono più le regine positive, esistono i rapper, ci sono dei rapper che danno dei messaggi estremamente negativi per questi ragazzi, estremamente. Ultimamente ho visto un rapper che non so che ha fatto un video, ma proprio di una barbare, di una bruttezza, che proprio manco se fosse di una barbare, di una bruttezza. Il linguaggio proprio della scadenza, il linguaggio proprio della povertà spirituale. Cioè, la poesia anche è pur simile, no? Cioè, anche se non è poesia, ma è quel verso che ti richiama una simbologia inconscia, una simbologia interiore. Naufragare dolce in questo mare, ma quanto è bello il naufragare dolce in questo mare a un bambino, una ragazza di 16 anni rispetto a quei gesti che fa, ma poi l'avete sentito parlare, ma sono impressionanti. Allora parlano tra di loro, con quelle mani che sono le donne, cioè proprio il modo in cui si vestono, il costume della società che impone a questi giovani. Tra l'altro a volte per accalappiare i giovani, cioè si parla come loro, il mondo è cambiato il fatto, il mondo degli adulti che deve essere quello legale, quello della nobiltà, quello del sogno positivo, io voglio diventare come babbo, come mamma, voglio diventare come prof, come la prof, io voglio diventare come quel
politico, con un atto politico, no, adesso è diventato, ma mai, cioè il rapper che lui vicino a me, il mondo adulto che diventa come me, il mondo adulto che diventa adolescente, quindi l'età della vita si sono comunque accavallate. Il ragazzo di 16 anni si sente un piccolo uomo, e in tal senso anche un po' crudele, come se fosse un supereroe. Non si sente più il bambino che sta diventando un uomo, quindi cerca il riferimento buono dalla società, perché la società è il padre, no? Lo Stato è il padre, il recinto. No, ma va pure il modo in cui parlano, anche i ragazzi dell'università. Cioè i ragazzi all'università, se non sono ben codificati, hanno un modo di parlare che va veramente, alle volte, anche io, talvolta essere napoletana, dico quella parolina colorata, ma mi piace perché come voi che dite la parolina del dialetto, sono dialetti, come lingue dell'anima, ma com'è possibile che loro tra di loro si chiamano con parolacce? In una conversazione sono capaci di dire, scusate la parola, 4 volte una parolaccia, così per intercalare. E nessuno che dice, non lo so, infatti è regolato questo modo che hai di parlare, almeno quello. Allora, ragazzi e ragazze devono esprimere la loro interiorità, i loro istinti, i loro impulsi, ma abbiate un modo di esprimerlo, abbiate il gusto di esprimere un'idea, ma anche tra di loro, anche al bar, sono inguardabili e sono alle volte proprio, bisognerebbe non ascoltarli per non rattristirsi. Il linguaggio poetico educa anche alla forma, al sentimento, al modo di parlare, così come parliamo, così pensiamo. Il linguaggio educa l'anima, educa il modo di stare insieme. Grazie. Dell'autrice, se no concludiamo qua la presentazione. Grazie. Una domanda, una sola. Grazie, nostra maestra, grazie tanto. Grazie. Una domanda. Non siete costretti, sempre le fate. Io lo vedo sulla riguardo la poesia per sé, magari come parola tranquilla, visto che adoro, mi piace pensare, sì, scolpito. Posso? Persefone. Diciamo che questo libro è nato diversi anni fa. All'inizio che sono venuta a Sciano avevo abbracciato il progetto di scrivere delle poesie per il luogo in cui adesso vivo ed erano confluite in un libro che si chiama Nelle sue braccia. Questo libro non è stato più pubblicato perché l'editore poi è fallito, però nel frattempo mi trovavo tutte queste carte, questi studi che avevo fatto su Persefone, su varie regine, su Asciano, su altri posti, e quindi poi mi sono detta no, adesso faccio uno studio organico, preciso, su Persefone. E ho cominciato non solo a scrivere dei saggi su Persefone nell'arte antica, ma anche Persefone nell'arte moderna. Questo perché semplicemente perché quando sono venuta qui, io già lo seguiva prima, però ho continuato a seguire un professore che insegna all'Università di Siena, si chiama Tommaso Brancini, e lui insegna letteratura greca. E quindi io mi sono tanto appassionata a queste mitologie, in particolare a Persefone perché poi entra col fatto che chiamandomi Sabatina ho sempre fatto la metafora del tempo. Tutti i giorni l'incantesimo, poi sono nata con questa croce, ognuno nasce con le sue croci, e quindi sì, il gioco del tempo. Persefone cosa fa? Persefone è la regina delle stagioni, perché vive per un periodo dell'Ade e poi quando riemerge c'è la primavera. E diciamo da molte di Ade si dice sia bellissimo perché comunque nonostante sia il re degli inferi, comunque è fratello di Giove, quindi è bellissimo. Ade la rapisce, lei stava giocando con le sue amiche, la rapisce Persefone figlia di Demetra, quindi c'è tutti i misteri così, ultimamente mi sembra ieri io ho visto un nuovo video di
la sopraggiungo subito. E quindi Persefone viene rapita e costretta a vivere nel regno dei defunti. Però io qua ho dato una lettura diversa, una lettura personale. Io ho cercato di immaginare il regno dei defunti non come lo vedevano gli antichi, era un regno, diciamo, loro non avevano una distinzione che abbiamo noi, inferno, purgatorio, paradiso, quello è venuto dopo, con Dante. Quindi ho cercato comunque di tracciare il destino delle anime parlando attraverso di lei. L'ho ritenuto una ricerca più interessante dal punto di vista letterario. Ora non so se è il caso di leggerla perché abbiamo ritardato. Se volete la leggo, però poi concludiamo. Allora, Persefone. Qua in esercito ho citato una poesia che comunque tratta da un mazzo di rose, Mario Nuzzi, che parla proprio Mario Nuzzi, grandissimo nostro poeta, perché ormai parlo nostro anche perché vivo qua ormai da diversi anni. Nostro poeta molto conosciuto per noi a un passo dal nome, perché quell'anno mi sembra che fu di fuoco. E sì, poi siamo stati a Pienza, sono stata a Pienza dove viene ricordato Mario Nuzzi che ho sentito molto ultimamente, soprattutto nel libro precedente. E Mario Nuzzi dice: Hades, sei qui, nel bosco, nel silenzio, nel frastuono d'aria, alto del mezzogiorno. Ci sei intensamente, ci sei fino a tal punto da parere che tu manchi, occultato nell'istante, inabissato nel presente, unito così al mondo che ti prende, tutto, fino all'annientamento. Però ti regala il dono del quando nomini il sole, quasi lucertolescamente, o hic o nunc. Questo è Mario Nuzzi. Allora, sì, io ho scritto una cosa che perché l'ho evidenziata? Perché la devo leggere leggerò questa ad Asciano Sono Festival con Cesare Vico. Sì, perché davanti alla lettura è davanti al sagrato della Chiesa, quindi mi sembrava proprio il gioco delle anime, mi sembrava più pertinente. Io scrivo così: prima c'è una nota saggistica e poi la voce di Persefone. Il mito di Persefone scandisce il ciclo vita, morte, rinascita, il legame madre-figlia, le nozze violente, la milagrana. Ade esce dall'inferno per regolare con Zeus la questione delle anime, della conoscenza del momento della morte, e per affrontare Eracle ne esce sconfitto. Plutone non era solo ricco, ma anche avvenente, assomigliando al fratello Zeus. Passò il resto dell'eternità legato a Persefone, rapendola contro la sua volontà. A Persefone toccherà il potere sulle anime. Fu costretta per una parte dell'anno a stare con la madre Demetra e per una parte a stare col marito negli inferi. Questo è il bello della mitologia, la mitologia con la simbologia. Allora parla lei aveva il potere sulle anime. Immaginiamoci, ne so, oggi ci sono i santi, all'epoca non c'erano i santi, no? Che raccomandavano, o non c'era Caronte. Quindi il discorso delle anime era molto affascinante rispetto a quello che concepiamo noi col cristianesimo. Da qui dove ci sono tutte le anime non posso lamentarmi più. Ho mangiato della minagrana e ora scrivo dal suo letto negli inferi. Ero affamata, non toccavo cibo da 2 giorni e quella melagrana sul tavolo era l'unica cosa che mi aveva lasciato. La casa era vuota quando litigavamo, non cucinavamo e nemmeno lui. Non ci parlavamo per settimane e agli inizi era anche peggio. Il secondo pomeriggio mi alzai dal letto al baldacchino, non lo incontravo da diverse ore. Ero arrabbiata, delusa per il modo in cui mi aveva rapita, per come non avesse avuto alcun rispetto per me né capirmi. Con
le settimane dopo la rassegnazione è subentrata in me una forma di affezione, di attaccamento. La prima volta che ci siamo veramente uniti, senza litigare, nel suo letto, che era anche il mio, mi sentivo serena e non avevo avuto bisogno di parlare. Ero vergine, mi aveva rapita mentre passeggiavo col cielo. Non ero stata con nessun uomo. Lui mi ha insegnato che cosa è il corpo di un uomo. Quando ha cominciato a mettere le mani sul mio corpo, tutto sembrava diverso. Gli inferi erano il suo regno, quindi anche il mio mi ci stava affezionando. Era tenero come mi prendeva i polsi e anche penetrante. Per i primi mesi dormivamo insieme, ma lui mi prendeva a volte le mani per farmi sentire che era vivo, peloso, freddo, pallido, riccioluto, ma vivo. Iniziavo a sentire che il mio posto era vicino a lui. Mi faceva sentire che era lui il mio posto, che i suoi occhi erano la mia casa. Dentro gli occhi aveva il potere di guiarmi e li temevo. Nella stanza da letto le finestre affacciavano sulla fonte della memoria, dei campi elisi. Gli echi delle isole beate a volte mi raggiungevano. Lui poteva sentirli naturalmente per i suoi poteri. Stavo imparando da lui a sentire anche io. Vivevo come una regina, con la mia corte di dame, in un palazzo enorme e regale. Non c'era nulla di spettrale, tutto era mistico, soggetto a mutazioni, indefinito e inclassificabile. Negli inferi si devono trovare parole nuove per descrivere, non ci sono parole come le nostre. I sensi sono amplificati, anche gli orologi sono diversi. Poi iniziai a capire che cos'era l'amore. Non trovare amore per i pochi, ma sentirne la stanchezza di tutti. Passare a dedicarsi del tempo per capire il senso, il prestigio di essere una regina, ma la pena di vivere di proiezioni. Com'era il mondo fuori? Forse un posto più sereno, un posto da vivere senza la paura di amarlo, un posto dove la mia gelosia non ci avrebbe uccisi, la leggerezza come un'arma per l'appartenenza e la fantasia per riempire le ore. Solo poche parole la voglia di amarlo, vederlo da dietro lo specchio perpetuamente, ma essere legata all'amore per lui, nonostante il gioco malato in cui mi è coinvolto. Anche agli inferi ci può essere una forma di felicità, legata alla verità della sua sensibilità e non alla finzione. Quando ho deciso di amarlo legata al dramma e quando ho deciso di trasformare il dramma, non è quello che fa ogni donna, il passatempo preferito delle donne, trasformare il dramma. La sua giacca addosso, il mio galera fiamme, qui l'inferno e anche il paradiso. È la cosa più buona che abbiamo assaggiato, e più ne assaggio più ne voglio, e lo desidero. Vorrei essere i suoi polpastrelli, entrambi quando si aggiusta i capelli. Vorrei essere anche vicina, per stare più vicino agli occhi. Voglio stargli vicino solo per toccare una sua parte, un suo piccolo dedo, per stare senza far niente, a sentirne la presenza, il calore dell'oltre vita, come di qualcosa che nasce da niente perpetuamente continua. Non voglio sentire le anime che mi attraversano. Le lascio distanti, contemplare le colpe e i ricordi. Lui invece mi rimane dentro sempre, mi fa madre di vita e di morte, mi scappa tra i vivi e i morti, sospesa nell'eternità. Sacra, come solo l'amore sa essere sacro, peggiore al limite, migliore a tutto. Mi giro e tutto intorno a me nella brezza di morti, ma tra i vivi lui mi ha desiderato. Cosa è meglio vivere? L'amore tra i morti in un posto morto, la solitudine tra i vivi in un posto vivo, tra i vivi incapaci a decidere il futuro. In questo talamo, in questa terra inesistente, creata come moglie del silenzio dei silenzi, capita come regina cinica e passionale, tutelata come regina frenetica, attesa come amante materna su nella vita, dove mi vogliono per portare la morte. Il paradosso che trasforma e riempie le separazioni, la costruzione del tempo e delle stagioni, e il suo amore che mi dona il tempo, e
che mi fa tempo a ogni parola. Viva? Sono viva in questi cori di anima, l'aria sottile e spaventosa dei cerimoniali dell'infinito. Chi da vivo non sa che osservare la strada è questo. Respiri immersi nelle attese, odori dimenticati, di quello che ti era più caro, sentenze che non avresti mai voluto dare, tornaconti, insignificanti mosse, strategie sbagliate. Tutto questo pensano le anime posate ai tiferi, chi liberato nel paradiso, chi costretto al fallimento di una vita disperata. L'amore è un motto disperato. Esistevano questi fiori mentre mi cade una parte del pene. La nostalgia e il male di queste salite, queste anime che lasciano tracce, collezionano attimi. Non torneranno mai più. L'oblio della dimenticanza, l'amore è ricordare. Grazie veramente a tutti. Grazie che mi avete dato la possibilità di leggere e di dire la mia poesia. Grazie Roberto, grazie Enrico, grazie a tutti. Grazie. Posso fare la solita foto? Io dicevo sì. Sì, facciamoci la Per me è una delizia, visto che mi nascondevo per non essere interrogato, fare la foto con gli insegnanti è il massimo. La scarpa assessore.